Buon pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus, lo avete sentito sicuramente nel nostro telegiornale che ha lanciato questo appuntamento. Parliamo di crisi idrica, una crisi idrica che si pone davvero senza precedenti. Una Sicilia, soprattutto il centro della Sicilia, che reclama l'acqua disperatamente, un disperato bisogno di acqua. È il titolo della nostra puntata di oggi e proprio vogliamo in qualche modo puntare l'obiettivo sul centro della Sicilia, con le città di Agrigento e Caltanissetta che stanno patendo terribilmente, sia per quanto naturalmente riguarda le colture, ma per quanto riguarda anche e soprattutto, almeno inizieremo da lì, i cittadini che sono con i rubinetti a secco. E proprio ieri abbiamo dedicato un servizio del nostro telegiornale che vi riproponiamo e che vuole fare il punto su questo momento per Agrigento e Caltanissetta nelle parole di Manlio Viola. Sentiamo. Da crisi idrica per siccità severa a rischio vero e proprio di desertificazione, e non soltanto per questioni atmosferiche ma per incuria e malgoverno. Scatta la protesta nella Sicilia centrale, colpita più di ogni altra zona da una crisi idrica che non ha precedenti neanche negli anni della grande sete in quel territorio. Acqua che si perde a fiotti senza che nessuno intervenga alla Rupe Atenea di Agrigento, perdite dalle condotte in tutta la provincia e il prezioso liquido che scorre lungo le strade invece di arrivare nelle case. Una situazione devastante, quelle che si vive in Sicilia. Da Agrigento, dove l'acqua si butta in strada, parte una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Signor Presidente, ad Agrigento l'acqua viene ormai distribuita con turni di 23, 24, 25 giorni, con erogazioni di 1 o 2 ore, assolutamente insufficienti per i nostri fabbisogni. Non possiamo più accettare una situazione del genere. Ma non si può parlare, secondo i cittadini, di emergenza, piuttosto di malgoverno del territorio e di mercificazione ingiusta. Siamo convinti che il vero problema si annida nella gestione delle risorse. Acquedotti, serbatoi, tubazioni, divenute da tempo oggetto di mercificazione e strumentalizzazione politica. Non va meglio a Caltanissetta, dove è partita dai social la protesta spontanea. Tutto inizia sulla pagina Facebook Caltanissetta 4.01, dove i cittadini hanno postato a raffica le loro proteste, fino a che il giornalista Sergio Cirlinci, che gestisce la pagina, non li ha raccolti organizzando un sit-in al quale si sono presentati in centinaia all'urlo "vogliamo l'acqua". E siamo soltanto a luglio, sottolinea qualcuno. E siamo soltanto a luglio. Do il benvenuto in questa puntata di oggi a Massimo Primavera, lo vedo collegato, direttore di Coldiretti Caltanissetta, e lo saluto naturalmente per essere Buonasera. con noi. Salve e ben trovato. Saluto anche i due protagonisti di questo nostro servizio che vi abbiamo mostrato, che è andato in onda nei nostri telegiornali, e sono Marco Falzone, eccolo qua collegato da Agrigento. La lettera a Mattarella ci ha colpito molto. Noi, quando abbiamo un'esigenza estrema, ci rivolgiamo al nostro Presidente, perché la riteniamo quasi veramente l'ultima ratio. E poi il buon pomeriggio a Sergio Cirlinci, che vediamo collegato e che prego di avvicinarsi un po' rispetto alla sua postazione in questo momento, che è l'amministratore della pagina Facebook Caltanissetta 4.01, dal quale è partito questo straordinario movimento popolare. Oltre a essere un giornalista, è certamente in questo caso anima di un movimento spontaneo. È una situazione drammatica. Andrei subito da Coldiretti. Perché si incrociano sicuramente le proteste dei cittadini, le proteste di chi rappresenta un settore vitale della nostra economia in questo momento assolutamente devastato. È così, Primavera? Guardi, io intanto mi scuso perché purtroppo sento l'audio molto basso, quindi cercherò di interpretare ciò che avete chiesto. La situazione è oltre il drammatico e, come diceva in maniera estremamente corretta lei, siamo solo alla fine di luglio, quindi abbiamo davanti a noi agosto e settembre, e non solo, con un clima torrido africano e con gli allevamenti che sono senza la possibilità di approvvigionarsi di acqua. Oggi abbiamo avuto la notizia, dopo una riunione in prefettura, che forse il consorzio di bonifica numero 4
ritornerà ad erogare acqua di nuovo alle aziende zootecniche, però dico, noi siamo in emergenza da diversi mesi e siamo in emergenza da oltre un anno. Noi abbiamo segnalato questa situazione più di un anno e mezzo fa per iscritto alle istituzioni, alle autorità. Ci troviamo in un quadro di riferimento che è quasi, voglio dire, paradossale. Abbiamo una realtà che gestisce il settore dell'acqua irrigua e per uso umano, che fa, tra virgolette, scusate il bisticcio, acqua da tutte le parti. Abbiamo i consorzi di bonifica commissariati da 30 anni e i sistemi idrici non funzionano e non si capisce bene, la testa e la coda non si parlano tra di loro, quindi un inconveniente stupidissimo, un guasto da 5.000 euro blocca intere comunità dal poter avere l'acqua. Io stesso non ho avuto acqua per uso civico per più di 10 giorni, ma ripeto, gli animali non possono scegliere di comprare l'acqua minerale, bisogna alimentarli con l'acqua. Il motivo per il quale, dopo aver fatto una grande manifestazione il 28 di maggio ed aver avuto alcune assicurazioni, una tra le quali era quella che si sarebbero istituite delle commissioni di agricoltori che affiancavano i consorzi di bonifica, e dopo la giunta di ieri che per l'ennesima volta ha disatteso le assicurazioni, torneremo in piazza la prossima settimana. Martedì siamo di nuovo in presidio davanti a Palazzo d'Orleans. E noi naturalmente, ma è veramente paradossale. Noi naturalmente vi seguiremo, perché devo dire stiamo dedicando a questo tema veramente tantissima parte della nostra informazione. Quello che io dicevo è un servizio che facciamo a tutti noi, Primavera. Non c'è grazia in questo, è l'esigenza di parlare di un tema che coinvolge quest'isola tutta, senza nessuna esclusione. Oggi c'è qualche provincia che gode, diciamo, ancora di un momento di tranquillità, ma come dicevamo l'estate è lunga. Lei parlava di settembre, ma stiamo in Sicilia, c'è la mutazione climatica, fino a ottobre qua si muore dal caldo, quindi voglio dire la situazione è veramente molto preoccupante. Ma la preoccupazione che voglio sottoporvi è che con una serie di iniziative che vorrebbero in qualche modo accontentare una parte, poi ci si accorge che si scontenta l'altra. Quindi cosa succede? Succede che si corre il rischio che questi due elementi, i cittadini e quindi l'acqua che viene distribuita nelle case e l'acqua che serve per l'irrigazione, per tutto quello che riguarda le coltivazioni, ecco, questi due elementi non è che finisce che poi si scontrano l'uno con l'altro, perché a Messina, ad esempio, arriva il campanello d'allarme della possibilità che l'acqua che viene in questo momento destinata agli agricoltori venga dirottata ad acqua per le case, ok? Tant'è vero che si sta mobilitando una protesta della quale parliamo. Questo è il tema, cittadini che scendono in piazza, lo hanno fatto ad Agrigento, lo hanno fatto a Caltanissetta, la situazione è gravissima. Voglio andare da Falzone, che è autore di questa lettura, di questa lettera importante, che vorrei sentire, insomma, e vorrei sentire le sue parole proprio su questo argomento. Falzone. Allora, intanto buonasera e grazie per l'invito. La situazione che noi abbiamo ad Agrigento e a Caltanissetta è una situazione che affonda le proprie radici 20, 30, 40 anni fa. Cioè, questa situazione non è una novità per gli abitanti di queste due province. E la lettera è l'ultima ratio, è una richiesta di aiuto al Presidente, come ben detto lei, della Repubblica, visto e considerato che in 40 anni nessuna istituzione è riuscita a sopperire a queste problematiche, perché la problematica dell'acqua poi genera altre problematiche, l'agricoltura, turismo, e non mi voglio dilungare. La domanda che noi poniamo alle istituzioni è questa. Negli ultimi 20 anni il clima, come ben sappiamo, è andato sempre ad aumentare, parlo delle temperature, a cambiare ed aumentare. Cosa è stato fatto in questi ultimi 20 anni?
Le nostre condutture che sono obsolete e veramente molto vecchie, perché sono rimaste tali? In un contesto di cambiamento globale nel nostro clima. Perché il dissalatore di Porto Empedocle, che ha funzionato per pochi anni, è stato praticamente abbandonato e neanche manutenuto? E ad oggi lo potremmo utilizzare, ce lo potremmo ritrovare per caricare un po' più di acqua nelle nostre condutture. Per quale motivo dobbiamo arrivare a queste situazioni? La siccità non può essere una scusa, un alibi. Certo, esiste, non ci mancherebbe, esiste come, ma non è un fenomeno nuovo. Nella Sicilia centro-meridionale, per conformazione geologica, geomorfologica, sappiamo che sono regioni abbastanza aride, infatti coltiviamo non a caso mandorli, carrube e pistacchi, sono coltivazioni che reggono. Ma ripeto, qui si parla di ben altro. Io mi occupo anche di turismo. Sì, Come lei, la è mettiamo anche, con l'Agrigento? lei è anche guida turistica e noi abbiamo sentito da Agrigento il timore naturalmente delle disdette. Tra l'altro Agrigento insomma ha sulle spalle il fatto di dover sostenere un titolo importante nel 2025. Esattamente, è stata una candidatura voluta. Agrigento è diventata capitale della cultura, però bisognerebbe anche stimare, secondo quelle che sono, diciamo, le logiche del turismo, che il turismo è una scienza, il turismo è un'industria, si basa su requisiti. Cioè, quante persone arriveranno il prossimo anno a Agrigento? Quanta acqua non si consumerà in più? Saremmo capaci di assicurare l'acqua agli hotel, ai bed and breakfast, che oggi comprano acqua da autobottisti? Cioè, e non è una situazione normale. Questa situazione crea un danno di immagine terribile, al di là di quelli che sono i danni alle persone, e mi riferisco a chi non si può muovere da casa, ai malati, a chi non può neanche andare alla fontana a ricaricare un bidone alla 25. Falzone, un attimo, ci torniamo. Andiamo a Caltanissetta. Abbiamo parlato di movimento spontaneo e quindi io mi rivolgo a Sergio. Sergio, collega, giornalista, ma in questo caso me l'ha detto, io sono un cittadino e l'amministratore di una pagina Facebook molto molto importante che è cresciuta, eccola qua, Caltanissetta 4.01. E mi siete ritrovati a dire: a me manca l'acqua, ma anche a me, fino a che non si è creato un movimento straordinario, c'è stato un sit-in emblematico. Sergio. Sì, tutto è partito da quando, dal 10 giugno, l'ultima volta che ho ricevuto l'acqua, cominciai a scrivere su Facebook, ma a voi l'acqua arriva, a voi l'acqua non arriva. A poco, da 1, 2, 3, 4, 5 persone abbiamo scoperto che essere diverse zone periferiche della città, ma anche zone all'interno della città, che a causa di una diminuzione della pressione nella conduttura, praticamente chi abitava un pochettino più in alto non riusciva a prendere l'acqua. Abbiamo cominciato a protestare, a mandare pecche. Io personalmente ho mandato pecche a tutti, ho fatto pure il 1° luglio un esposto ai carabinieri con inoltre alla Procura della Repubblica. Non si è mosso niente. Hanno provato a fare delle manovre, chiudere delle valvole, aprirne altre, non è successo niente. Dopodiché, stanchi di tutte queste scrivere, io ho scritto anche lettere aperte, articoli sui giornali, ho dovuto pure pubblicare la lettera che mi ha inviato un amico medico che mi supplicava di intervenire perché aveva dei genitori malati in casa, bisognosi di cure e quindi anche di lavaggi continui, che non riusciva neanche a trovare l'autobotte. Sergio, scusami però, aspetta un attimo. Prego. Qual è la motivazione addotta per questa carenza? Per questa allora, assenza? la carenza effettivamente, se dobbiamo essere sinceri, a Caltanissetta l'acqua non manca, l'acqua ce n'è poca sicuramente, però noi assistiamo a Caltanissetta a turnazioni, in alcune zone addirittura H24, escludiamo carcere e ospedale, che è normale che abbiano l'H24, però ci sono zone a 3, a 5 giorni, e zone come la mia e tutto quello che va da Poggio Fiorito, diciamo Viale Stefano Candura, fino a zona Pandano, Pian del Lago,
lago e anche oltre. Ebbene, oggi siamo al 43esimo giorno, lo faccio così, 4-3, 43, 43 giorni che noi apriamo il rubinetto e non corre l'acqua. La motivazione è una carenza di pressione. Bene, io capisco e non sono un tecnico, un ingegnere, quindi non capisco perché. Inoltre questa disparità di distribuzione non la concepisco perché non capisco perché i cittadini debbano avere l'acqua ogni 3, ogni 5 giorni, i cittadini mai, poi addirittura H24, perché poi chi abita nelle zone vicine all'ospedale, vicino al carcere, non è colpa loro, ci mancherebbe altro, per delle condutture fatte male hanno l'acqua sempre. Queste villette che nella zona Santeria ospedale già hanno l'H24 e quindi riescono anche, nonostante ci sia un'ordinanza che vieti l'uso di piscine o annaffiare eccetera eccetera, però sappiamo benissimo che le leggi sono fatte, però poi farle rispettare è cosa ben diversa. Allora, quello che noi sì, vai a chiudere l'intervento, Sergio, perché poi dobbiamo vedere un filmato. Quello che noi chiediamo e abbiamo chiesto in questo sit-in è che ci sia una equa distribuzione. Noi non vogliamo, sarei un pazzo io a pretendere l'acqua un giorno sì, un giorno no come era prima, però non vedo perché amici miei che abitano in certe zone devono avere l'acqua ogni 1-2 giorni o ogni giorno, ogni 5 giorni e io e centinaia di famiglie 43 giorni. Grazie. Allora, abbiamo ripristinato il collegamento con Coldiretti. Ieri il ministro Lollobrigida è stato a Siracusa e ha lanciato una serie di dati che abbiamo raccolto in questi 40 secondi che vorrei sentiste tutti e tre insieme. Ieri il ministro a Siracusa, eccolo qua. Abbiamo già previsto 15 milioni dedicati ad alleviare le sofferenze del settore agricolo siciliano. Abbiamo oggi avuto l'occasione di ascoltare da rappresentanze della regione siciliana come parallelamente ci siano ulteriori stanziamenti di risorse in favore del mondo agricolo, una serie di interventi che mettono in condizione gli agricoltori di non perdere i fondi legati alla PAC, risolvere alcune delle questioni che a volte, da come vengono descritte, sembrano paradossali, come l'accantonamento di acque per uso industriale di industrie chiuse, come bacini di approvvigionamento ricchi di acqua che non vengono messi in condizione di utilizzarla. Allora, abbiamo sentito brevemente le dichiarazioni, tra queste ve la dico io, anche se non l'abbiamo sentito, ha parlato della riattivazione dei dissalatori già presenti. Questo è, diciamo, queste sono dichiarazioni di intenti. Vorrei un commento a partire da Coldiretti e a girare. Vi chiedo di essere velocissimi in questo giro perché dobbiamo andare in pausa. Allora, primavera. Velocissimamente. E tutta una serie di azioni che il governo nazionale sta mettendo in campo, alcune delle quali sono già operative, vanno benissimo. Il problema noi abbiamo operativamente la necessità che l'interlocutore di prossimità, non dimentichiamoci che siamo una regione a statuto, io lo definisco straordinario, non speciale, che noi siamo straordinari, sì. Quindi tutta una serie di provvedimenti li deve mettere a regime la regione siciliana. Quindi noi aspettiamo che con il supporto del governo nazionale che ha messo a regime dei fondi, poi tutte queste operazioni, quelle dei dissalatori, quelle del riordino di tutto il comparto idrico irriguo, vengano fatte atterrare da una politica che faccia un minimo di previsione, programma, cosa che non esiste da decenni. Perché la realtà dei fatti è che noi ci troviamo in questa situazione perché nessuno ha programmato nulla. Certo, una pianificazione inesistente. Cioè non c'è programmazione. Non più tardi di 8 mesi fa io sono stato alla diga di Sueric e Cimia, sono due dighe che sono tra Caltanissetta e Gela, dove in assenza di acqua, perché già eravamo in crisi, questi buttavano l'acqua al mare. Certo, ma infatti il paradosso che abbiamo raccontato è tra gli elementi che fanno veramente più arrabbiare, no? I paradossi dell'acqua che si spreca dalle tubature, dalle tubazioni difettose, no? E bucate e vetuste fino appunto a dighe che sversano in mare. Cioè è veramente una situazione drammatica. Di più e concludo. Sì, andiamo poi dagli altri. Certo, ed è una provocazione naturalmente la mia. E l'acqua c'è,
perché se le cisterne viaggiano e fanno i viaggi per rifornire i privati a pagamento, vuol dire che l'acqua c'è. Certo, andiamo da bisogna Falzone, la prego, andiamo da Falzone, abbiamo una pausa, altrimenti non riusciamo. Andiamo da Falzone. Allora, dichiarazione di intenti, che effetto le fa? Ma di queste dichiarazioni di intenti noi ne abbiamo sentite nel corso di 30 anni diverse. Mi ricordo quando una quindicina d'anni fa si promise agli agrigentini la realizzazione delle nuove tubazioni, cosa che non è stata fatta. Abbiamo perso pure un finanziamento, è cosa risaputa che è stato perso un finanziamento per la realizzazione e l'ammodernamento della rete idrica. Quindi qui è chiaro che a monte abbiamo un problema politico, non si riesce a capire per quale motivo siamo ridotti, ripeto, pur sapendo che il clima stava per cambiare, stava cambiando e cambierà ancora, e siamo ridotti in queste condizioni. Io chiudo dicendo una cosa: noi abbiamo un'esigenza adesso. Cioè anche un distallatore non si fa in una settimana, in 2 settimane. Appunto, è l'oggi, il problema è l'oggi. È l'oggi, quindi noi per questo nella lettera abbiamo chiesto l'intervento di sovrastrutture militari, le quali in caso di emergenze notevoli riescono a portare acqua anche a chilometri di distanza, altrimenti non avremmo il genio militare. Quindi questa è una situazione grave, qualcuno forse ancora non lo vuole capire. È una situazione che rischia di anche creare problemi all'ordine pubblico. Perché e infatti ha ragione Falzone, perché i comitati sono scesi, tanti comitati, tante associazioni, tanti movimenti spontanei scendono in piazza, ma scendono in piazza anche l'associazione degli agricoltori, cioè è un continuo scendere in piazza, e questa cosa sta diventando quasi una non notizia. Andiamo a Caltanissetta. E questo mi sembra la solita dichiarazione dei finti intenti, perché sono anni che sentiamo parlare di queste cose, l'emergenza climatica, il fatto che saremmo arrivati a quest'estate a secco. Non lo stiamo scoprendo oggi. Cioè, mi sembra assurdo ancora sentire parlare, finanzieremo, faremo, diremo. Io ricordo che già ai tempi della giunta Musumeci furono bocciati 31 progetti perché non erano fatti bene, non lo so, che riguardavano la situazione idrica. Come giustamente diceva l'amico Falzone o l'amico Priore, l'acqua c'è, perché le autobotti se danno l'acqua da qualche cavolo di parte la vanno a Bravissimo. prendere. E tra l'altro Sergio, le autobotti a cui si riferiscono ovviamente i cittadini, ma anche chi ha bar, ristoranti eccetera, adesso si sta creando anche il tema della speculazione sull'acqua delle autobotti, perché insomma anche questo... Allora io vi faccio un esempio. No, ci dobbiamo fermare. Aspetta un momento. Perfetto. Sergio. Pausa e torniamo con te. Pausa. Allora, siamo tornati in studio, si parla, abbiamo veramente gli ultimi 5 minuti e stava parlando Sergio Cirinci, che diceva, facciamo un esempio, partiamo da lì, veloce, mi raccomando, aiutatemi. Allora, le autobotti prima della crisi, diciamo, mediamente un autobotto di 8.000 litri costava 50-60 euro. Adesso si è perso il controllo, non si sa se costa 100 euro, 120, chi mi dice 150, spesso anche senza ricevute. Anche qui andrebbe fatto un controllo. Poi quello che mi fa arrabbiare è sentire al sedile delle famiglie, veramente, perché è diventato qua anche un problema, oltre che per i bar, ristoranti, B&B, agricoltori, un problema economico di sostentamento per le famiglie. Una signora raccontava che essendo un'impiegata normale, separata, con dei figli di cui uno anche disabile, spende 400 euro al mese per le autobotti. Signori miei, 400 euro al mese per le autobotti, ma stiamo scherzando? Autobotti che fra l'altro molte vanno a prendere l'acqua direttamente dai pozzetti che mette a disposizione Caltacqua, che sarebbe il nostro distributore, per poi magari andarla a comprare anche in pozzi privati. Che si vada a controllare anche questo, perché c'è gente che non ce la fa né a lavorare, perché io non immagino un panificio, una pasticceria, un ristorante, un B&B e gli amici agricoltori che mi hanno detto che una pecora beve 20-25 litri d'acqua al giorno, quindi non oso immaginare chi ha 700-800 pecore
fatevi il conto voi cosa c'è di bisogno. Ma anche gli esseri umani non ce la fanno economicamente, qui ci vuole uno stato di emergenza, perché questa crisi non la scopriamo oggi, risale a decenni e non si è mai fatto niente. Allora, vi sottopongo questa cosa e poi dobbiamo andare a chiudere. Parliamo di Messina, dove ieri la riunione in prefettura con la partecipazione della cabina di regia regionale ha tracciato il percorso per cercare di reperire più acqua per uso idropotabile. Cosa succede però? Succede che questo percorso porterebbe a una deviazione del percorso dell'acqua, diciamo dagli agricoltori all'uso potabile, e scatta immediatamente il campanello d'allarme, la protesta. Infatti sabato mattina alle ore 10 alla piazza di Calatabiano ci sarà una manifestazione a sostegno degli agricoltori dei comuni di Mascali, Fiumefreddo, Calatabiano e Giarre, utenti della società Acque Bufardo e Torre Rossa, per il mantenimento dell'acqua irrigua necessaria per il sostentamento delle colture. Attenzione, qua si propone il caso di quello che dicevamo in apertura, e su questo un commento di 20 secondi ciascuno e poi andiamo a chiudere. Non è che adesso litighiamo tra noi? Andiamo da Coldiretti. Non c'è nessuna voglia e nessuna intenzione di litigare. Il problema è semplice, in 20 secondi è difficile, ma lo dico. Ti chiedo scusa, ma il tempo è tempo per noi. Lo so, i due settori sono settori indipendenti teoricamente. Le linee dell'idrico uso civile hanno perdite mostruose. L'irriguo agricolo non funziona. Le due cose messe insieme sono un disastro conclamato. Bisogna cambiare. Bisogna cambiare. Falzone, poi Cirlince, chiudiamo e poi ci rivediamo, secondo me. Ma io brevemente dico che è arrivato il momento di cambiare completamente paradigma. Non possiamo continuare nel 2025 a parlare appunto cioè ci preoccupiamo dei turni, dei dissalatori. È giusto che si parli di dissalatori, perché penso che siano l'unica soluzione ad oggi possibile, diciamo. Però noi dobbiamo fare uno scatto in avanti. È una terra meravigliosa, una terra che si basa su agricoltura e turismo, e ancora qua si parla di mancanza d'acqua. Io invito tutti a protestare civilmente per il raggiungimento di un diritto sacrosanto, che è un diritto costituzionale. Cioè, per questo diritto noi dovremmo scendere in piazza a centinaia di migliaia, proprio senza, come dicevano gli amici, guerre tra poveri o divisione. Esattamente. L'acqua è fondamentale per tutti. Sergio, grande esempio da Caltanissetta. Chiudiamo con te. No, non è un grande esempio, è un esempio di disperazione che francamente mi sarei voluto anche risparmiare. Cioè, qui siamo nel 2024, mi diceva l'amico Falzone, e qua mi spiace dirlo, la politica, vedete cosa è furba, sta quasi mettendo contro i cittadini con gli agricoltori, quando nel 2024 è inconcepibile che un'isola come la Sicilia abbia questi problemi. Qui dovremmo avere acqua a tempesta. Prendiamo esempi dall'isola di Malta, dall'isola di Creta, sono isole senza sorgenti, eppure l'acqua non gli manca. Noi, isola che siamo parte dell'Europa, che siamo eccetera eccetera, soffriamo l'acqua e la politica cerca di metterci l'uno contro l'altro. Io non mi schiererò mai contro gli agricoltori, loro sono sicuro che non lo faranno con noi. Se c'è qualcuno che ha le responsabilità è la politica siciliana, nazionale. Bene, il ministro Lollobrigida ci viene a dare dei soldi, cosa ci facciamo? Ci beviamo i soldi? A noi interessa sapere domani mattina se i soldi mi escono dal rubinetto. Non escono i soldi, deve uscire l'acqua, chiediamo l'acqua. Capisco che per lui che abita a Roma probabilmente questi problemi non ce li ha, noi in Sicilia li abbiamo. Io ospiterei qui a casa mia e vedere fatti la barba e con la bacinella dell'acqua buttala nel gabinetto. Io vorrei vedere il ministro Lollobrigida come risponderebbe. I 16 milioni di Lollobrigida a me personalmente in questo momento non mi serve. No, mi però serve la pianificazione è giusto. Gli amici agricoltori.
È giusto. Scusate, non sono destinati all'uso chimico. Esatto. Questi sono provvedimenti agricoli. No, tutti. Il ministro Lollobrigida parla di cose agricole. E però io direi Il problema è prendiamoli complessivo. questi 15 milioni, però prendiamoli. Certo, ci mancherebbe altro. Non ci facciamo mancherebbe che non altro. ci Sono gli importa. unici che arriveranno. Va bene, Però io che sono si spendano fuori bene, che si ogni spendano limite di bene. tempo e vi ringrazio perché lo capisco che vi accendete, siamo accesi con voi e ci riproponiamo di continuare questo dibattito e questa lotta per la civiltà. Grazie ai miei ospiti, grazie ai nostri telespettatori. Domani il nostro Sicilia 24 Focus nella puntata del giovedì sarà con il sindaco di Catania, Trantino. A tutti un buon pomeriggio.